propriamente. Hai visto qualcosa tu? Sì, lo conosco, anche amici, conosco bene il cinema per esempio di Salvatore Mereo, di Cabiddu, di Paolo, di Sanna, di Columbu, quindi insomma lo seguo con molta attenzione, poi forse ho dimenticato qualcuno, ma insomma mi sembra ci sia abbastanza fermento. E cosa ti ha colpito di più? Quale dei film ti ha colpito? Ma mi colpisce innanzitutto che insomma, il fatto che si chiami Cinema Sardo, perché un po' insomma, è vero che tutti i registi parlano più o meno dell'isola, della Sardegna, però ecco sicuramente non succede spesso che si parli di cinema legato ad una regione, quindi vuol dire che ha una tradizione abbastanza forte. È un film che ti ha colpito? Ma tutti questi un po' che ho citato mi sono piaciuti, non ho citato dei film, però sono registi che comunque mi è piaciuto moltissimo, oltre a Tavola di Mereo, mi è piaciuto molto Arcipelaghi di Columbu. Sì. Anche un film di Pau, Jimmy della Collina, i primi due film di Cabiddu, insomma comunque li cito perché cito i registi perché sono tutti di film. Ascolta, cosa ti piace di più del fare il regista? Qual è? È una somma di ruoli, di talenti, di capacità, in quale di questi ti senti più a tuo agio? Mi piacciono i film, mi piacerebbe fare bei film, quindi non è che amo tanto il ruolo del regista, amo il risultato sinceramente, per cui però mi piace anche il viaggio un po', come si arriva dall'idea alla realizzazione, quindi è un insieme di cose, cioè, non tutto è. Aspetta un attimo Tommaso, scusa, sto parlando. Perché di fare il regista mi piace soprattutto il viaggio, perché è una specie di percorso che uno fa, non sa dove parte e non sa dove arriva, quindi il percorso è la cosa più bella, insomma, è anche il risultato però è fondamentale, ecco, fare un film bello che ecco, io amo riuscire a fare dei film che mi piacerebbero come spettatore, vedere come spettatore. Insomma un po' la valigia del regista. Esatto. Ok, grazie. Grazie a te. Basta, dimmi.